Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento della stagione 2020-2021 con il Portogruaro Calcio. Questa è una conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore. Vedete qui al tavolo, andiamo in ordine diciamo così di gerarchico, abbiamo il nostro presidente Andrea Bertolini, abbiamo il consigliere delegato Franco Morassa, il nostro direttore sportivo Emanuele Nonis e il nuovo allenatore del Portogruaro Calcio, mister Stefano De Agostini. Benvenuto intanto mister. Grazie, da parte di tutta la società, naturalmente, posso anche dire da parte della stampa e di qualche rappresentanza anche dei tifosi, del pubblico del Portogruaro Calcio. E mi preme sottolineare che dovevano esserci anche il vicepresidente Giorgio Fullanis e l'altro vicepresidente Luigi Morasciutto, ma per inderogabili motivi di lavoro purtroppo uno è all'estero e uno è in giro per lavoro, quindi purtroppo non potranno essere dei nostri, ma sono fondamentalmente alle spalle, diciamo così, del quartetto qui del tavolo centrale. Io più che dire e rinnovare i ringraziamenti Presidente a mister Soncin per il lavoro svolto finora, come abbiamo già sottolineato nel comunicato che vi è giunto ieri, non faccio altro che dare la parola al Presidente, che così vi ragguaglierà sulla situazione un attimino di queste settimane, di questo inizio campionato, e due parole naturalmente dopo a seguire anche di presentazione da parte del mister. Grazie ancora, benvenuti, poi la parola a Andrea Bertolini. Bene, grazie, come sempre ringrazio perché siete sempre molto numerosi e attenti alle vicissitudini del Portogruaro Calcio. L'inizio del campionato, Luca, ancora non si sa. Io infatti volutamente non ho detto niente. Qualcuno parla degli allenamenti che ricominceranno a settembre con possibilità di cominciare a giocare a ottobre. Poi nella realtà vedremo insomma quello che succederà. Di sicuro non dipende da noi, dipenderà dalla situazione sanitaria che ci sarà. Comunque noi non potevamo assolutamente stare ad aspettare che qualcuno ci dicesse che magari la settimana prossima dovevamo cominciare a giocare, tra l'altro in un campionato che non si sa se sarà eccellenza o Serie B. Io credo, in cuor mio, che meriteremmo di partecipare al prossimo campionato di Serie B. Perché anche se nella forma il campionato non l'abbiamo vinto perché l'abbiamo chiuso a un punto, io credo che nella sostanza io il campionato lì lo sento mio, perché la prima l'abbiamo battuta sia all'andata che al ritorno. E particolarmente al ritorno credo che, se andiamo a vedere il video, non so se hanno passato una volta a metà campo. Dal punto di vista diciamo della mia soddisfazione, quindi anche se non è forma, credo per me è sostanza, se avessimo chiuso il campionato molto probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa. Comunque con i 6 con in mano non si fa niente, e ci troviamo qua e siamo in attesa di sapere che cosa succederà. Io spero vivamente che il Portogruaro Calcio arrivi in quella categoria che ritengo che sia la categoria corretta per Portogruaro, che è la Serie B. L'ho dichiarato 2 anni fa quando abbiamo preso questa società, e sarebbe bellissimo che dopo 2 anni questo risultato venisse a casa. E se non dovesse venire ricominceremo dall'eccellenza con quell'obiettivo che è sempre di andare in Serie B. Quindi faremo sicuramente un campionato di vertice su questa eventualità che spero che non si verifichi, e se invece cominceremo dall'altra parte, siccome il Portogruaro in Serie D ci deve stare,
credo che allestiremo una squadra per fare molto bene anche in Serie D. E per fare questo abbiamo preso il migliore allenatore che c'era sul mercato, che fa da 20 anni la Serie D, che è il signor Stefano De Agostini, e quindi per Portogruaro, che è una città che si merita il meglio, abbiamo voluto il meglio. Io devo assolutamente ringraziare quel signore che è stato ed è il signor Soncin, che per 3 mesi abbiamo lavorato assieme, abbiamo lavorato molto bene assieme, una persona educatissima, correttissima, e purtroppo siamo arrivati a una conclusione. Ha fatto altre scelte e quindi siamo andati avanti con la nostra diciamo, nuova, con il nostro nuovo allenatore. Partiremo, non lo so quando, io siccome mi affeziono alle persone mi piacerebbe confermare tutti i senatori e tutti i bravissimi giocatori che avevamo lo scorso anno. Mi dicono che per eventualmente vincere il campionato di Serie D dovremmo fare qualche investimento importante, e questo sarebbe potuto succedere se non fosse accaduto che dalla seconda metà di febbraio in Italia è successo qualcosa che nessuno si aspettava, e quindi tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni e soprattutto nell'ultimo anno, ed è per questo il rammarico, sono un po' svaniti e siamo qui in attesa di capire dove andremo a finire, no? Secondo me, dopo 4 mesi che è finito il campionato, come minimo dovresti sapere più o meno dove vai a giocare, perché rispetto alle altre società che sanno già in che categoria giocheranno, partiamo un po' penalizzati. Comunque, da questo punto di vista noi non possiamo assolutamente fare niente, siamo qua in attesa e speriamo che prima possibile ci diano questa risposta che io sto cercando di sollecitare. Avremo tutte le carte in regola per avere già avuto la risposta che dovremo giocare in Serie D. Non parlo della città, non parlo dello stadio, non parlo semplicemente che, a parte su 28 gironi 2 squadre a pari merito erano prime a pari merito, poi ci sono solo 2 squadre a un punto seconde, e se ci sono 8 impescate io pensavo che matematicamente questa cosa doveva essere stata messa a vantaggio del Portogallo Calcio. Mi ho spiegato che non è così, che le classifiche ogni anno si inventano come farle e quindi non si capisce. Vabbè, detto questo, siamo felicissimi di aver trovato l'accordo con il signor De Agostini. Naturalmente io di calcio conosco poco e niente, non conosco nessuno, e il merito è sempre del signor Emanuele Loris. Quindi il signor Emanuele Loris, che l'ho cercato e voluto particolarmente, vi spiegherà meglio, credo, e ve lo presenterà meglio di me. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Volevo fare una premessa collegandomi al discorso che ha fatto il Presidente, anche lineandomi con i ringraziamenti da parte mia per quello che ha svolto il signor Soncin a Portogruaro, per la collaborazione seria, onesta, competente che ha dato in questi, anche se pochi mesi di lavoro a Portogruaro. Quindi mi sento di associarmi al ringraziamento, perché lavorando in stretto contatto con me posso solo che ringraziarlo per l'are bene. Arrivati a questo punto, per la filosofia che abbiamo societaria e di programmazione a lungo termine non potevamo farci trovare impreparati, anche perché, come ha premesso il Presidente, c'è questa possibilità concreta di essere ripescati in Serie D, dovevamo fare una scelta di un nuovo allenatore per una
corretta programmazione a lungo termine, ma che potrebbe, ribadisco e mi ricollego sempre al discorso del Presidente, però il Presidente, partire, nonostante che non ci sia l'eccellenza, ma la Serie D con un'eccellenza a vincere, abbiamo voluto portare a casa una figura per cercare un ciclo a lungo termine nell'eventualità che la D non arrivi in questa annata prossima, ma fra 2 annate. Detto questo, io volevo dare il benvenuto e ringraziare il signor Stefano De Agostini perché ha accettato la nostra piazza, il nostro progetto sportivo, la nostra società. Abbiamo già condiviso parecchie cose, parecchie vedute, ci siamo subito trovati allineati sulle idee di come affrontare questo difficile momento di mercato per noi, perché non sapendo la categoria dove andremo a giocare potrebbe essere un po' così di difficoltà nei confini, nelle scelte di mercato, comunque in alcune valutazioni di giovani e quant'altro, quindi anche lui capisce il momento e abbiamo condiviso già parecchie cose. Detto questo, il profilo calcistico in anni passati sappiamo l'importanza dove ha caricato da giocatore i campi il signor Stefano De Agostini, come allenatore viene da molte stagioni in Serie D, le ultime in maniera cronologica Belluno, Tamai e Cerris Buzzane, quindi come ho premesso prima è un allenatore che abbiamo voluto portare a casa per investire a lungo termine, sperando sempre, come ribadisco il Presidente ha detto, sia già quest'anno il meritato salto in Serie D che per un punto ci vede ancora stare qua in incognito e a soffrire un po' la decisione. Credo che sia finita l'annata in maniera abbastanza particolare e ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ma io credo che sappiamo rialzarci ancora più ritorno di prima, costruendo una squadra che sia per l'eccellenza, per la Serie D sicuramente competitiva anche per il blasone e per l'ambizione di questa società, di questa proprietà. Quindi a me va in bocca al lupo, l'augurio, un benvenuto al mister De Agostini e augurare un buon lavoro. Io ringrazio tutti. Grazie Emanuele. Mister, a lei... Scusate, tiro giù la maschera perché non c'è un po'. Intanto, buongiorno a tutti. Lo dico sinceramente, per me è un onore essere qui, avevo già ringraziato la società solo per avermi cercato, per aver fatto 4 parole con me, perché ritengo che questa sia una piazza, come ho già avuto modo di dire, che non ha categoria, no? Portogallo ci vai a prescindere. Io, insomma, per riuscire a fare la Serie D ho dovuto fare tanta fatica e quando sono stato chiamato alla Portogruaro non ho neanche chiesto che categoria potesse fare perché non mi interessa, perché l'importante per me è essere a Porto. Il blasone della società non devo sicuramente elencarlo io, ho avuto modo di parlare con la proprietà e mi sembra una gente decisa, con idee ben chiare, con voglia di fare bene, ambiziosa, e sono tutte le cose che ho anch'io, perché io ho un po' di anni che sono in questa categoria e non ho smesso di sognare e anch'io voglio il massimo, perché non alleno per passare il tempo, il calcio è la mia vita e quindi cerco di farlo sempre nel migliore dei modi, dando il massimo. Non sono uno da promesse, non dico faremo questo o faremo l'altro, ma garantisco che non verrà lesinata una goccia di sudore per quel che riguarda il mio lavoro. Quindi non posso che per questo ringraziare la società per avermi scelto, per avermi dato questa grande opportunità e spero di essere all'altezza. Grazie mister. Avevi qualcosa da dire velocemente? No, a posto. Allora io direi che a iniziare magari dalle 2 testate, se mi permettete signori, Gazzettino e Nuova Venezia, se avete da fare qualche domanda al mister o naturalmente anche al presidente o al direttore sportivo riguardo alla scelta piuttosto che alla situazione. Non so, Andrea. Se posso chiedere al direttore sportivo di ritornare sulla rosa, no? Una situazione di tale incertezza dell'organico che stava giocando questo campionato. Quanto può rimanere di questo organico? Penso che avrei fatto un giro di consultazioni con i giocatori, no? Premetto che c'è un
certezza di categoria, ma c'è una certezza ben chiara di costruzione di organico fin da subito, perché non abbiamo una squadra che quest'anno svolgeva il campionato di eccellenza scarsa, nel senso partiamo dalle figure cardini che rimarranno tutte con noi. Sì? Sì. Siamo convinti che con i giusti innesti si possa effettuare un buon campionato di Serie D. Se alcuni nomi non li faccio per correttezza, perché settimana prossima abbiamo le consultazioni, comunque le strette di mano, una linea di massimo abbiamo delle idee molto chiare di chi tenere e chi non tenere. Quindi abbiamo parecchie certezze, ci saranno degli inserimenti o comunque dei profili già ben delineati che andranno a rinforzare in eventuale eccellenza, comunque che possono sicuramente ben figurare in Serie D. La Serie D, a differenza dell'eccellenza, ha una variabile importante, i giovani, che sono solamente questo il tasto, non dico dolente, ma sono la forbice che si può allargare rispetto al salto di categoria o meno, perché ci sono 4 giocatori di movimento. Che classi sono? Scusami, che classi sono? L'ufficialità non c'è ancora, ma sembra che le quote vengano bloccate. Quindi il prossimo anno ci sono 3 o 4 giocatori in campo, quindi per questo i numeri bisognerà passare la cosa dietro medio. Ma è una cosa chiara perché è un regolamento. Per quanto concerne gli over abbiamo delle idee super chiare, anche perché credo che i giocatori che abbiamo sono già stati contattati da Serie D, anche da parecchie, quindi ce li abbiamo in casa, non abbiamo in cerca di giocatori da Serie D, perché quelli che ci puntiamo sono già stati, se vi ricordate, presi l'anno scorso in prospettiva Serie D. Quindi non abbiamo fatto delle scelte l'anno scorso a caso, ma erano scelte rivolte a vincere l'eccellenza e tenere uno zoccolo duro in Serie D. Quindi non è che dobbiamo stravolgere nulla, ma ribadisco, i giovani invece potrebbero essere un discorso molto diverso. Ancora un'ultima domanda all'allenatore. Volevo chiedere al mister che idea ha di calcio e di gioco, se si può parlare di modulo, penso che avrei parlato anche di questo. Sì, abbiamo già parlato col direttore anche di questo. Mi piace molto il 4-3-3, ma come ho già spiegato al direttore, ci siamo trovati d'accordo, dipende che tipo di giocatori avremo. Non ho nessunissimo tipo di problema a cambiare modulo se troviamo qualche giocatore bravo in qualche altro ruolo, e quindi penso che il modulo sia l'ultimo dei problemi. Andrea, hai qualche domanda? No, giusto l'occasione, se abbiamo parlato di giovani, a che punto sta, appunto volevo parlare con il Presidente, a che punto sta tutto il discorso del settore giovanile? Se resti qua dopo le 7. Alle 19, Presidente, abbiamo una riunione che riguarda il settore giovanile con anche, diciamo così, realtà satelliti a Portoruaro, con altre associazioni sportive e dilettantistiche, per valutare che cosa fare, per cui rimandiamo a più tardi o ai prossimi giorni della prossima settimana. Okay. Allora, un'intervista la facciamo dopo con Media24. Tu vuoi fare un'intervista, vuoi fare una domanda adesso? No, una domanda. Una domanda, poi. Sì, a me ha colpito il discorso della previsione di iniziare un ciclo. Allora, ammesso che si spera che si vada subito in Serie D, fare un ciclo in Serie D, il che vuol dire, guardando in prospettiva, che pensate alla C? A chi rivolge la domanda? A tutti e due, ma in primis al mister, perché mi sembra di aver detto che non si pone limiti, insomma. Se il Presidente ha detto così, a me non può che andare bene, insomma, perché se si vuole andare in C chiaramente bisogna fare una squadra molto forte, ma penso che questa sia una domanda da rivolgere in primis alla società. Perché... Allora, per andare in Serie C ci vuole un tessuto di imprenditori portoghesi che in questo momento non esiste, che investano sul calcio o su qualsiasi attività sportiva. E il salto fra una D e una C è un salto in questo momento improponibile, non per Portogallo, ma per la stragrande maggioranza delle città in Italia, a meno che qualcuno non si voglia dissaguare. Nell'eventualità che vengano rimodulati tutti i gironi e quindi la Serie C diventi semiprofessionismo, allora lì potrebbe essere
pensata la cosa. In questo momento dove la C è professionismo puro, assolutamente no. Perciò il ciclo si intende in questo momento più che altro rimanerci in Serie D con tranquillità. Rimanere in Serie D, fare dei campionati in Serie D. Riccardo e qualche domanda? Sì, solo una domanda per il mister. L'anno scorso a Belluno si è chiusa in quel modo la sua avventura, credo ci sia molta voglia di rivalsa dopo l'ultima esperienza. Ma guarda, non ho motivi di rivalsa con nessuno, perché quando tu fai il tuo lavoro e succede quello che è successo a me, non è che venga molto arrabbiato. Poi sono talmente tanti anni che sono nel calcio che so come funziona, quindi non mi faccio più prendere né da entusiasmi né mi abbatto facilmente, perché so di cosa stiamo parlando, quindi so che la via è dura, tortuosa, so che noi molte volte veniamo usati come capi espiatori, quindi ripeto, la cosa che a me interessa è poter lavorare sul campo, quella è l'unica cosa che mi interessa. Mi è stata data la possibilità, la prendo con grande entusiasmo. Stefano Zanetti, per quale sei a posto? Ok, poi una domanda da fare? Una domanda al Presidente. Perché dopo lo spostamento di De Cecco a Soncin e adesso a Roma, come mai questa decisione? Perché il signor Soncin molto probabilmente non si è più sentita in maniera. Quindi è stata una decisione di Soncin? È stata una decisione che mi ha comunicato Soncin. Grazie. Ok, Roberto, hai qualche domanda? No? Allora, se ci sono altre domande no, dopo avreste con noi, mister, giusto 5 minuti, abbiamo un paio di interviste televisive e per il resto ci diamo appuntamento, Presidente, alle prossimi giorni, prossime settimane, con l'evolversi del calciomercato e soprattutto del ragionamento a livello Lega per quello che riguarda il campionato. Una richiesta, se posso fare, se vogliamo andare all'esterno, senza fare Sì. No, ma li facciamo anche qua magari tanto siamo da soli, quindi le facciamo un attimino qua. Ok, grazie a tutti e ci risentiamo nelle prossime giornate, prossime settimane. Grazie.